Professor Gianfranco Tuzzolino, oggi qui Open Day per illustrare ai ragazzi, ai futuri alunni, le varie offerte dell'Università di Palermo qui nella nostra città. Ecco, se ce li vuole sintetizzare brevemente. È una festa oggi perché l'Università apre le porte a tutti gli studenti della provincia, della città, per far capire insomma qual è la nostra offerta formativa e quale natura hanno gli studi universitari per gli studenti insomma, che si apprestano a intraprendere un nuovo percorso per il loro futuro. È un successo, devo dire, perché abbiamo più di 1000 studenti e pensiamo di replicare questa giornata per dare la possibilità a tutti di conoscere le prospettive universitarie e la consistenza del nostro polo universitario. L'offerta formativa che noi offriamo è abbastanza variegata perché passa da studi che sono legati al paesaggio, al territorio, all'architettura, anche agli studi economici, sociologici, quelli che sono legati alla formazione primaria e alla scienza dell'educazione e anche studi che riguardano la linguistica. Ci sono 9 corsi di studio per il prossimo anno perché introdurremo un nuovo corso di studio in educazione al paesaggio e all'archeologia, ma quello è un corso di studio magistrale, per cui i ragazzi del nostro territorio, i futuri studenti, possono scegliere tranquillamente la nostra università e vorrei che si innamorassero anche delle prospettive che questa nostra università offre loro. Devo dire che stiamo lavorando tanto, ci sono delle difficoltà per quanto riguarda la logistica, le nostre strutture, ma stiamo lavorando tanto per allinearci agli standard non solo dell'Ateneo palermitano, perché quelli ci siamo già allineati, ma a standard ancora più elevati, per offrire ai nostri studenti biblioteche, servizi, ma già offriamo delle prospettive di studio che consentono ai nostri studenti anche ad Agrigento di essere in contatto con delle realtà europee, con delle realtà del Mediterraneo. Noi abbiamo degli accordi internazionali con le università del Mediterraneo e soprattutto una cosa molto importante, possono continuare a studiare oltre la laurea con un dottorato di ricerca in patrimonio e beni culturali. Quindi le prospettive ci sono tutte, mi piacerebbe che anche le famiglie, il nostro territorio, le collettività si innamorasse ancora di più e anche la politica si innamorasse ancora di più della nostra università per rilanciarla e per dare il massimo rispetto a quello che possiamo offrire. Brevemente, ecco, si aspetta tanto nella nuova sede di Via Atenea, quali sono i tempi di fruizione? Quali saranno i tempi di fruizione? Allora, il nostro prestigioso edificio dell'ex ospedale di Gravanti, che è in Via Atenea, sarà completato presto, entro l'anno sicuramente, e sarà una sede prestigiosa per la nostra università, che contribuirà al rilancio della nostra università, ma che rappresenta anche un anello di congiunzione tra l'università e la città e la collettività, perché sarà aperta a tutte le iniziative che l'università vorrà offrire a tutti i cittadini. Oggi è una giornata importante, un Open Day, stiamo vedendo che ci sono parecchie buone risposte al vostro invito. Ecco, una ragione in più per scegliere la nostra città e il nostro Agrigento? Assolutamente sì, la risposta delle scuole è stata veramente positiva, c'è una grande affluenza di giovani che oggi potranno conoscere meglio le opportunità e le tipologie di corsi di laurea presenti qui ad Agrigento, che sono diverse e vanno incontro a molteplici ambiti di interesse possibili dei ragazzi, ma sono soprattutto anche un'opportunità per il territorio, quindi questa giornata di orientamento diventa un momento di informazione importante per far conoscere ai nostri studenti le potenzialità dei corsi di laurea di ottimo livello che sono presenti ad Agrigento e che possono permettere di costruire un percorso professionale nel territorio. Quindi i ragazzi stessi sono risorsa per il territorio e la loro formazione è un elemento importantissimo per la crescita di Agrigento e di tutta la zona ovviamente
L'università in questo si configura come un punto di riferimento fondamentale, come motore dello sviluppo attraverso una formazione di eccellenza e attraverso la capacità di attrarre le risorse migliori del nostro territorio e lasciarle dentro il territorio, quindi lo sviluppo di Agrigento passa attraverso la promozione di questa ricca offerta formativa e l'opportunità ai giovani di formarsi per diventare attori protagonisti del loro territorio.